Referendum sull'indipendenza del Veneto. La Regione Veneto ha lanciato la raccolta fondi. Come siamo messi? Ma molto male, la dimostrazione di quello che avevamo detto, che i cittadini del Veneto sono preoccupati della crisi economica, sono preoccupati delle mancanze di risposte da parte della Regione su tanti temi, ma non pensano all'indipendenza del Veneto né alla secessione. Sono poco più di 800 i cittadini che hanno aderito a questa forma di contribuzione. È stato aperto un conto corrente da parte della Regione Veneto, sono stati raccolti poco più di 70.000 euro. Con questo passo, per arrivare ai 14 milioni di euro necessari per fare il referendum per l'indipendenza del Veneto, ci arriveremo nel 2030. Quindi un grave ritardo, la dimostrazione che oggi i cittadini hanno ben altre preoccupazioni. Però i cittadini lamentano anche la poca pubblicità che si fa per questa raccolta fondi. Ma io ho visto volantini fatti dalla Regione Veneto, quindi stiamo spendendo anche dei soldi per realizzare questa pubblicità, però secondo me il problema vero è che la gente ha capito che fuori dall'Italia, fuori dall'Unione Europea non c'è prospettiva per il Veneto. Dobbiamo combattere le nostre battaglie all'interno di questo paese, di questa nazione. Il Made in Italy è ancora un sistema che tira molto, soprattutto nei mercati esteri delle esportazioni. È fondamentale garantire più federalismo nei nostri territori e la cosa che manca è un ruolo della Regione Veneto da parte di Zaia, che polemizza ogni giorno contro il governo, contro lo Stato, talvolta contro l'Europa, ma non va mai a contrattare forme di maggiore autonomia per il nostro territorio che risolverebbero parecchi problemi. Ma secondo lei ce la si potrebbe fare? Sì, si può farcela, sia a livello nazionale nell'ottenere più autonomia per il nostro territorio, ce la si può fare anche a livello europeo, ottenere più risorse, più fondi dell'Unione Europea. Il Veneto è al 200° posto nella classifica delle regioni più in grado di utilizzare risorse economiche dell'Europa, quindi ce la si può e ce la si deve fare.